Buongiorno a tutti da Enrica Maggi. Oggi mi trovo presso la collinetta di Kreuzberg a Klagenfurt. Molte persone di recente mi hanno scritto chiedendomi informazioni sull'apertura di un conto corrente in Austria e pertanto ho deciso di dedicare questo ultimo video, prima della pausa estiva, proprio a questo tema. Ebbene sì, sempre più persone provenienti dall'Italia, sia fisiche che giuridiche, si rivolgono al nostro studio legale per aprire un conto corrente in Austria. Alcuni soggetti, intimoriti dalla possibilità che in Italia venga introdotta un'imposta patrimoniale sul conto corrente, cercano ex ante un rifugio per i propri risparmi. In generale, comunque, il motivo principale che spinge gli italiani a rivolgersi al sistema bancario austriaco è la sicurezza, stabilità ed efficienza dello stesso. Occorre ricordare a questo riguardo che il credit rating, ovvero l'indice di affidabilità dato al sistema bancario austriaco al momento, è la AA. Come recentemente ha evidenziato Die Presse, uno dei più autorevoli quotidiani austriaci, il sistema bancario austriaco è annoverato fra i 12 più forti al mondo. Ciò viene confermato anche dalla conosciuta agenzia di rating Standard & Poor's. In Austria i gruppi bancari principali sono BAWAG, Raiffeisen, Erste Bank con le Sparkasse ed Unicredit. L'apertura di un conto corrente in Austria da parte di soggetti italiani è un'attività assolutamente lecita, visto che siamo all'interno dell'Unione Europea e vige il principio della libera circolazione dei capitali. Si tratta inoltre di un'attività piuttosto semplice da svolgere. Tenete conto del fatto che specialmente in Carinzia praticamente tutte le banche dispongono di personale che parla piuttosto bene l'italiano. Una volta individuata la banca presso cui si intende svolgere l'operazione, è opportuno prendere un appuntamento con la stessa al fine di sottoscrivere in loco tutta una serie di documenti necessari per l'apertura del conto corrente. Solitamente la banca, prima che si tenga l'appuntamento, invia al futuro correntista alcuni formulari da compilare al fine di svolgere ex ante la due diligence sul cliente. In tale occasione la banca chiede al futuro correntista di inviare alla stessa una copia del proprio documento d'identità oppure, nel caso di persone giuridiche, una copia di una recente visura camerale. Se la verifica da parte della banca ha esito positivo, solitamente 1 o 2 giorni dopo la sottoscrizione della documentazione il conto corrente è attivo e può essere movimentato anche da remoto tramite l'home banking. Nel caso in cui sul conto corrente aperto in Austria dovessero essere depositati importi portati in contanti presso la banca, quest'ultima, prima di accettarli, dovrà svolgere una verifica sull'origine lecita dei soldi. Per oggi è tutto, vi auguro buone vacanze e ci rivediamo già la prima settimana di settembre con tanti altri interessanti argomenti. Le prossime puntate saranno dedicate ai singoli aspetti legati all'apertura di un'attività imprenditoriale in Austria. Tanti cari saluti a tutti da Enrica Maggi.